della velocità della corsa. Si era salvato con la pubblicità, ma noi vogliamo ancora qualche minuto con lui. Allora, dovremmo vedere la fine di questa gara, che tra l'altro Enrico Rossetto ha vinto, se la regia ce la vuole mandare. Sei pronta? Allora, stavamo chiedendo, ma lo chiedo anche... Ecco, questa situazione... Eccolo qua il filmato. È molto tattica questa gara, no? Di fatto sì, è una gara tattica nella quale appunto gli atleti cercano di arrivare verso la fine con il massimo delle forze disponibili per poter sprintare e riuscire a vincere appunto. Enrico in particolar modo su questa gara è stato molto tattico, ha gestito veramente bene le sue forze e anche il contesto di gara, infatti vediamo che è rimasto nel gruppo per quasi la maggior parte del tempo, adesso appunto è secondo, questo è l'ultimo giro come dicono anche le immagini, e nel rettilineo opposto all'arrivo come vedete va davanti. È giallo. È il giallo-blu, il colore della sua società. È il primo sta sprintando e appunto qui sta veramente, vi assicuro, dando il massimo di sé perché insomma già la strada di per sé è difficoltosa. E ce l'ha fatta, bravo Enrico! Come ci si sente? Perché è emozionante vedersi quando in quel momento si provano delle emozioni. Rivedersi penso che si provi altro, vero? Più o meno lo stesso, mi sembrava di rivivere tutto. Che bello. Meno fatica. Meno fatica a rivedersi. È qui comodo seduto in una sedia. Hai visto durante l'intervallo, eravamo d'accordo che ti avrei fatto un'altra piccola domanda. No, siccome ci sono varie distanze, qual è la distanza che ti piace di più? Per cui ti senti più portato? Sicuramente le distanze brevi, cioè 200 metri, cronometro o 500 sprint. Tra le due non ho una preferenza. Solo la 200 si corre da soli, quindi non possono esserci imprevisti o cose del genere. Mentre nella 500 si corre in 4, quindi possono sempre succedere cose durante la gara, però è molto più soddisfacente vincere una 500. Beh, questa ad esempio che sta andando in onda ora è la finale della 500 del campionato italiano, e dove appunto Enrico comunque conquista il titolo, anche questa è una gara molto sofferta. 200 metri, in quanto tempo si fanno? Enrico? Si va dai 16 secondi. Tanto per dire, molto più veloce di Bolt nella corsa. Insomma, ti pare, uno ha quella idea, no, dei 200 della corsa, invece con i pattini si corre più forte, soprattutto certo. con la preparazione di questi ragazzi. Bene, passiamo all'altra parte del nostro studio e parliamo di artistico con Leonardo. Leonardo, iniziamo da te, poi questa nuova avventura dei gruppi show, chiamiamoli così, come si chiamavano una volta, o gruppi spettacolo, come si chiama adesso. Come la vedi? All'inizio la vedevamo come una tendenza così, cioè quelli che, patinavano un po' meno bene, tra virgolette, facevano i gruppi show perché ora c'è diventata una specializzazione veramente straordinaria, di una spettacolarità fantastica e le difficoltà sono elevatissime. Ecco, voi come l'avete affrontata questa esperienza con la vostra squadra, col giro dello show, insomma? Beh, sicuramente inizialmente è nata per un po' far riavvicinare gli ex atleti che magari in età un po' più avanzata, insomma dai 20 ai 30 anni avevano già smesso, e poi comunque si è specializzata comunque con l'avanzare in una vera e propria disciplina a sé, con atleti che fanno solo quella disciplina, quindi magari si è anche un po' abbassato il livello dell'età, però rientrando in tutti ecco, in questa disciplina non ci sono come peculiarità ovviamente i salti, le difficoltà classiche tradizionali dell'artistico, però ci sono delle difficoltà di organizzazione, per dire così. Quando un gruppo la coreografia sicuramente fa la differenza, e sapersi muovere insieme. Ci devono essere delle collaborazioni. Sì, è fondamentale magari fare passi semplici, però tutti quanti insieme, perché coordinare 4, 12, 16 o 30 ricordiamo atleti. Un po' quali sono le suddivisioni di gruppi, piccoli gruppi, eccetera. Com'è? Beh, nei gruppi spettacolo, al numero delle atlete. Nei gruppi spettacolo ci sono diverse categorie, ci sono i quartetti, ci
ci sono i piccoli gruppi che sono formati fino a 12 atleti. 12 atleti. I gruppi jeunesse, che si può arrivare a 16, c'è un limite di età che va dai 12 ai 17 anni, e poi sono i grandi gruppi che arrivano a 30 che arrivano fino a 30 atleti. So che abbiamo una grande tradizione, cioè diciamo nel Veneto, rimanendo nel Veneto, anche a livello mondiale. Il Veneto sicuramente a livello mondiale è una delle esponenti maggiori, perché comunque un campionato regionale veneto è a volte quasi più difficile di un campionato del mondo. Sì, perché poi le squadre sono qua. La maggior parte delle squadre più importanti del mondo. Chi hai portato oggi queste belle ragazze che sono qua con noi? Qui abbiamo portato Roberta Zilio e dopo Alice Salmaso. Ma Zilio fa parte della famiglia? No. È solo Zilio. Prima di andare non è in onda. Zilio Zella. No, Zilio Zella è una tranche, Zilio è un'altra. E allora invece queste belle ragazze? Le altre sono le ragazze delle giovanili della squadra del gruppo Jeunesse, che è il primo anno che hanno fatto quest'anno il campionato regionale, si sono qualificate per il campionato italiano. Un bel applauso allora a queste ragazze. Comunque per i gruppi... E loro hanno mediamente 14-15 anni. Ah, ok. Insomma, dai 13 scusa Virna, perché Gianfranco... Comunque per i gruppi c'è un particolare molto importante, che purtroppo le società, abbiamo i grandi gruppi, che 36 atleti sono tanti, che più o meno della stessa età, non dico della stessa età, ma devono essere un po' livellati. È importante avere atleti di altre società, quindi c'è un binomio, una collaborazione importante con le altre società, e questa è una cosa importante. Infatti sicuramente noi i risultati maggiori li abbiamo ottenuti lo Stars è nato nel 2006, però dal 2007, quando ci siamo uniti un po' tutte le 4 società di riferimento, abbiamo sicuramente è cresciuto il livello sia tecnico che coreografico, fino ad ottenere la partecipazione ai mondiali dello scorso anno. Sì, mi ricordo c'era attivato anche l'amministrazione comunale di Padova per sostenere in parte questa trasferta. Perché ovviamente il pattinaggio per tradizione, insomma, non è uno sport che vive di sponsor, però comunque nella situazione della trasferta di Taipei tutte le ragazze, tutto l'organico si sono rimboccati le maniche per fare una raccolta fondi. Andare via in 36, ossia quanti eravate? 42, 43 che siete andati atlete via? 30. Quindi sì, ma gli atleti erano tanti. Accompagnatori e tutto. Esatto, considerando tutto è una spesa grossa. Sì. Allora invece veniamo all'esperienza del professor Morandin, che invece ha seguito con suo figlio, ma con anche tanti altri atleti del Roll Club, questo filone del pattinaggio dance, che anche questo all'inizio sembrava, ma sì, va, insomma, non è come l'artistico, insomma, è una cosa così, è come ballare, no? Invece abbiamo visto che non solo è difficile, perché Daniel fa oltretutto dei passi che sono, credo, anche unici, probabilmente dei passi hanno, come c'è il Salkov o altri in altre discipline, probabilmente un giorno avremo il passo Morandin, penso, perché ormai c'è un salto. Io posso dire che ho avuto il piacere di assistere al suo primo 10-10-10 a Piancavallo, ti ricordi bene che abbiamo visto questa bella gara in cui Daniel ha preso il suo primo 10-10-10 in una gara nazionale. Ecco, allora com'è questa invece specialità del pattinaggio dance? Beh, diciamo che noi come società sportiva facciamo principalmente singolo, coppia danza e solo dance. Attualmente questa disciplina, il solo dance, sta crescendo in maniera vertiginosa. Ogni anno aumenta di un 20-30% come numero ai campionati regionali, che poi limitano anche la partecipazione ai campionati italiani. E questo grazie alla sua spettacolarità, diciamo superiore anche ad altre discipline, come potrebbero essere gli obbligatori del pattinaggio artistico, che comunque sono belli, a me piacciono molto, e quindi ha avuto questo grande successo, non solo a livello nazionale, sicuramente a livello regionale tantissimo, anche se la patria, diciamo, è il Friuli Venezia Giulia, ma a livello mondiale si sta muovendo veramente questo movimento in maniera esponenziale, tant'è che, come dicevo prima, Daniel è stato in Paraguay e lì c'è un folto gruppo di ragazzi, atleti, giudici che devono apprendere, diciamo, la tecnica di giudizio, allenatori per le basi. Per fare formazione, per spiegare come fare. Esatto. Poi lo stesso è venuto in Spagna e lo stesso in Francia. Quindi questa è veramente una disciplina che sta crescendo in maniera notevole. Diciamo che ha avuto, insomma, una buona
gestazione qui a Padova, nel Veneto, diciamo in generale, e anche con l'occasione di avere Daniel. Sì, diciamo che Daniel ha dato un'impronta personalizzata. Ecco, abbiamo delle immagini di Daniel che si sta allenando, credo proprio in vista delle gare importanti che poi ha seguito. Abbiamo delle immagini ancora nel video di Giorgio Alfini che abbiamo visto all'inizio, che abbiamo interrotto per la telefonata, quindi se la regia riesce a recuperare quello spezzone che continuava, diciamo, dell'artistico. E Dani ha voluto provare anche questa esperienza in coppia, medaglia d'argento, con lei ricordiamo anche la sua compagna. Chi è questa ragazza? Sì, si chiama Melissa Comin de Candido, è del pattinaggio artistico San Vito in provincia di Pordenone. Lei al suo attivo ha 5 titoli mondiali, mentre Daniel ne ha solo 2. Poverino, facciamo un applauso a Daniel che lo incoraggiamo. No, a Melissa, perché tra l'altro l'abbiamo vista, questa coppia si è ricostituita rispetto a una coppia precedente, ma si sa che nella vita si cresce anche, insomma, sotto tutti gli aspetti, anche quelli, chiamiamoli ormai artistico-professionali, e hanno sviluppato un duo di coppia, un esercizio, come si chiama, un numero, un disco, non so bene la definizione, che è stata veramente molto apprezzata. Pensiamo che le prime esperienze insieme, le prime gare importanti le hanno fatte dopo qualche mese che la pattinavano. Sì, loro hanno iniziato effettivamente a fine di febbraio, a maggio hanno fatto i campionati regionali, hanno preso tutti 10, poi a luglio hanno fatto i campionati italiani e hanno preso ancora 10, poi sono andati a Taipei e hanno preso ancora 10, sono stati in Argentina, hanno vinto la Coppa Argentina, poi hanno vinto a Buenos Aires, hanno vinto il Grand Prix del Sud America, sono stati a Firenze per il Grand Prix, hanno vinto anche quello. Il mondiale è stata una bellissima medaglia d'argento, noi siamo soddisfatti perché in questi pochi mesi raggiungere i vertici mondiali penso che sia stato un grandissimo risultato. Per loro adesso è un momento di grande soddisfazione perché essere a Torino al Palavela venerdì insieme ai grandi campioni delle Olimpiadi del pattinaggio sul ghiaccio penso che sia un... Ma loro fanno quei pattini però, no? Loro faranno l'esibizione di tango sulla moquette rossa che viene posizionata sul ghiaccio. Cioè ballano praticamente, sì, però sì, con i movimenti dell'esercizio del pattinaggio. Bene, dopo abbiamo nella terza parte un paio di domande, quasi un remake con il professor Morandini. Dove eravamo e dove vogliamo andare? Ma premetto prego, che la Morandin proviene anche lui dall'HP Padova. Insomma, è una costola dell'HP Padova. Un attimo, perché noi abbiamo da fare il nostro simpatico gioco, perché abbiamo le piscine Columbus, le piscine termali, cara Virna, magari 2 biglietti li teniamo per fare un giro in piscina termale, no? Sì, va bene, certo. Questo non era un avance. No, però insomma, devo ancora andare dove mi avete, quella sera la Corri per Padova, mi avete dato 2 inviti. E io devo ancora riuscire ad andare, per cui una famiglia, visto che Alessandra... Devo prendere una settimana di ferie, così vado. Allora, abbiamo questi biglietti e facciamo un piccolo gioco. Allora, vi abbiamo un po' spiegato fuori onda. Facciamo una domanda semplice e assegniamo questi biglietti ai primi 4 che alzano la mano. Tu ne guardi 2 di qua e io ne guardo 2 di qua. Io guardo di qua. Allora, da quante attenti alzate la mano, non date risposta. Avete ascoltato bene? Avete ascoltato tutto bene? Siete pronti? Perché non ci credono, dice ma cosa ci sta raccontando? Eccoli qua i biglietti. Qua. Li ha, perché pensavate che fosse una cosa fittizia virtuale. Da quante atlete nei gruppi show, Da quante atlete è composto il quartetto? 1 e 2. Ferma, quella là e lei. Io ne ho visti 2. Anch'io ne ho visti 2, scusa Dario. Tu venite qua. Scusate, sono uscito di scena per andare a bloccare. Ecco, allora sono le 2? Allora lui è convintissimo e lei. lui. Vieni, qua. Convinto. Microfono. Tanto conosciamo i bimbi qua. Adesso arriva il microfono e siamo un po'... Resta lì e uno qua. Bene, allora tu come ti chiami? Carolina Peserico. E se sbagli vai sull'argine, sul canale. Prego, tuo nome? Catalana Emiliano. Ti inquadravano parecchio prima, o sbaglio? Aspetta, la tengo io il microfono. Insomma, allora, sentiamo loro. Abbiamo Alex Chimetto. Girati di là, guarda la telecamera, sono qua. Guarda di là la telecamera, come ti chiami? Alex Chimetto. Alex Chimetto, e tu? Letizia Dall'Occo. Letizia Dall'Occo. Allora venite
qui vicino a me. Allora sapete tutti Vieni la qua, risposta? vieni qua, Alex, Pensate di saperla, io vi do un microfono insieme a due, la dite tutti insieme al mio via. La dite la risposta? 1, 2, 3, via! 4. 4, un applauso! Era difficile. Era difficile. Secondo me Alex era proprio No, bravissimo. favoriva l'artistico, però Era difficile. Va bene. favoriva Va l'artistico bene, questa facciamo risposta. uno per la corsa, va bene, Sì, dopo nella pausa ne andiamo a voglio prendere uno per la qualche altro corsa. biglietto. Attenzione, Birna, Ci abbiamo stiamo una spostando telecamera sulle sempre? spalle. No, se tu Ok. che vieni verso di me la cosa non mi dispiace. Però. Non devi usare il gelato. Allora, grazie. Restituiamo. Facciamo confusione. Gianfranco mi tieni Sì, sì. Bene, allora abbiamo questa campionessa con la Abbiamo maglia Roberta, Italia, ne abbiamo Roberta 3 in Zilio. studio, così, lui, Enrico, lei e un'altra amica là dietro. Sì. Allora Roberta, allora prima abbiamo già detto che allora tu col tuo gruppo siete arrivate seconde, quindi medaglia d'argento ai campionati italiani e poi avete fatto a Venezia? No, a Firenze. A Firenze Poi- e poi avete partecipato ai Siamo andate- campionati mondiali. Sì, a Taipei. Ci racconti un po' questa esperienza? Un'esperienza unica perché ovviamente è stato il primo mondiale per tutte. Alza un po' la voce. Per tutte quante. Sì. E, infatti è stato che il campionato italiano è stato partecipato in 25 e invece il mondiale l'abbiamo fatto in 30 per dare la possibilità a tutte le atlete di vivere un'esperienza del genere. Così straordinaria. Sì. Ok. Siamo divertite tantissimo perché abbiamo fatto tanti giri, abbiamo visto tante cose, visitato tanti posti, bellissimo, molto bello. Sentiamo anche la tua compagna di squadra, abbiamo il microfono sempre lì. Aspetta che arriva il microfono, Scusate adesso un attimo, anche la regia. mi chiede di mandare la pubblicità, quindi appena abbiamo finito poi interveniamo. Perfetto, Pubblicità. bene, a dopo. Grazie.